Si avvicina il giorno del ballottaggio a Verona ed è importante, secondo noi, conoscere i candidati a sindaco, i pretendenti alla carega, oltre il sottoscritto. Quindi ho organizzato questa esclusiva intervista doppia. Come avete affrontato questa campagna elettorale? Schivando gli incontri. Beh, oggettivamente bisogna dire che è stata una campagna elettorale ricca di incontri. Qual è la parte preferita della città? Quale città? Pronto? Enrico? Letta? No, 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 non posso. Sono apartitico. No, sono apartitico, non posso. Beh, oggettivamente tutta la nostra città è bellissima. Però insomma, se pensiamo oggettivamente a Piazza dei Signori, oppure oggettivamente anche Piazza Erbe e poi Castelvecchio, ecco. E quali sono i vostri appoggi politici? È Flavio. Basta, gli ho già detto di no. Beh, oggettivamente c'è da dire che ho un bellissimo rapporto personale con Giorgia Meloni e dopo un bellissimo rapporto personale con Luca Zaia. Sono apolitico. Pronto? Giuseppe Conte. No, 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 no. No, il logo dei 5 Stelle non possiamo. No, sono apolitico. In una parola, qual è la vostra priorità? Beh, oddio, con una parola, oggettivamente posso dire che il Central Park è una nostra grandissima priorità. Un'altra grande priorità è la statale 12, dopo il ribaltamento del casello, quello di Verona Sud, il nuovo casello di Verona Nord. Una parola. Sicuramente rimettere la bandiera dell'Europa sopra Porta Nuova. No, però è la Patrizia. Basta, gli abbiamo già detto di no. Siamo quasi in chiusura. Qual è la vostra squadra del cuore? Beh, oggettivamente la squadra del cuore, insomma, lo sanno tutti che è il Verona. Veroma. E perché dovrebbe essere lei il sindaco di Verona? Beh, oggettivamente credo di meritare il ruolo di sindaco per altri 5 anni, perché insomma ho ben fatto fin qui per la mia simpatia, la mia disponibilità, la mia empatia un po' con tutti i veronesi e soprattutto per la pazienza. Basta Flavio, ti ho già detto di no! Oh! Perché devo sentire la squadra.